Per noi è fondamentale avere un presidio territoriale molto capillare con dislocazione di volontari in tutto il territorio, perché qualora, come è successo con l'emergenza Vaia, le strade siano impraticabili, è necessario avere questi nuclei che presidiano il territorio anche nelle parti più periferiche. Siamo nella nostra sala operativa del Comune di Auronzo, è il nostro fiore all'occhiello. Con questa sala operativa noi possiamo essere collegati con tutte le squadre esterne, molto computerizzata. In più qua abbiamo anche il COC del Comune di Auronzo. La nostra area di intervento è tutto il Comune di Auronzo. E come incendi boschivi abbiamo anche tutto il Comelico. Siamo una quindicina di volontari che operano costantemente sul territorio. Quest'estate abbiamo avuto abbastanza da fare nel nostro comune, perché tra l'emergenza Vaia, tra l'esercitazione Vaia sempre, abbiamo lavorato molto. Mezzi ne abbiamo anche abbastanza, abbiamo Mercedes che con 3 scarrabili per incendi boschivi, per idrogeologico e per logistico, che vengono intercambiati man mano che c'è l'emergenza. Abbiamo 2 Defender, un gommone per il lago, un Volkswagen con il gruppo Fari. Abbiamo una pala argomata acquistata quest'anno, abbiamo una fresa da neve, anche quella acquistata quest'anno, poi abbiamo le varie motopompe, varie motoseghe e in più una motoslitta. Le nostre specialità sono prima di tutto gli incendi boschivi, che abbiamo una vasta area comprendente Auronzo e Comelico. Poi abbiamo fatto corsi di movimento terra col patentino, abbiamo fatto corsi di ricerca persona. Con la nostra stazione qui possiamo arrivare fino a Venezia, fino al Corem, Belluno col CCS, e in più abbiamo 3 ponti radio, uno sul Tudai, uno sul Montagudo e uno sulle Tre Cime. Abbiamo tutto il territorio coperto con le nostre frequenze. Vaia ci ha messo molto alla prova. Con la prima emergenza siamo stati un mese sempre in sala operativa giorno e notte per portare avanti tutta la pratica degli interventi, perché ci arrivavano volontari da fuori e con quella scusa dovevamo dargli anche il posto di lavoro e dove andare a dormire, mangiare e così via. È la nostra esigenza che ci siano ancora volontari che abbiano voglia di mettersi alla prova nel nostro territorio. Grosso modo siamo operativi 24 ore su 24 in base all'esigenza e dalla chiamata del sindaco, regione o provincia.